meu amor. Mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Não tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo, como eu amo seu nome. Esse nome mais lindo, seu nome. Como eu amo, como eu amo, como eu amo. Como eu amo seu nome. Esse nome, o teu nome é. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Desce na terra. Qual é o som? 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 Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Esse é o som, esse é o som. O carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Esse é o som. Lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta.
sacerdote del Signore qua questa sera. Puoi scuotere la persona vicino a te. Oggi c'è un po' freddo qua, ma scuoti la persona vicino a te e chiedili: tu sei un sacerdote dell'Altissimo, tu sei un sacerdote di Dio, tu sei un suo sacerdote, perché c'è un fuoco dentro di noi come sacerdoti che non si deve spegnere. Noi siamo qua questa sera e c'è freddo in questo luogo, c'è freddo fuori, c'è freddo dentro. Prima una bambina mi ha detto: com'è possibile che c'è freddo là fuori ma c'è freddo anche qua dentro? C'è freddo dappertutto, ma noi abbiamo un fuoco dentro. Dobbiamo avere questo fuoco, il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco dei sacerdoti di Dio, e questo fuoco non si deve spegnere. Questo fuoco non può spegnersi, è il fuoco dello Spirito, è il fuoco che trasmettiamo quando imponiamo le mani su persone, è il fuoco che brucia dentro di noi quando pieghiamo le nostre ginocchia in preghiera, è il fuoco che sentiamo dentro di noi quando parliamo di Gesù, è il fuoco dello Spirito che non può spegnersi nel Tempio di Dio, e noi siamo questo Tempio. Sei un sacerdote. Sei un sacerdote, allora dai gloria a Dio, glorifica il suo nome questa sera, perché tu sei un suo sacerdote, tu ti occupi delle cose sue, glorifica il suo nome, esalta il suo nome. E se la persona vicino a te non ha detto niente, ricordati ancora: tu sei un sacerdote di Dio, esalta il suo nome, perché noi siamo qua per questo, noi siamo qua per questo, dare gloria a Gesù Cristo nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra chiesa, dovunque andiamo. A Lui sia la gloria, ora e sempre, per mezzo dei Suoi sacerdoti. Amen. Amen. Possiamo accendere le luci. Possiamo restare in piedi? C'è freddo, no? Stiamo in piedi, dai, perché ci dobbiamo sedere. Stiamo in piedi, che c'è freddo. Io sono in piedi, aiutatemi. Fate così con le gambe, così vi scaldate. Amen. Ho soltanto un avviso da dare, poi faremo un momento di offerte. L'avviso è quello di Capodanno. Quindi sapete che ormai i posti per partecipare alla cena di Capodanno sono già finiti. Se qua c'è qualcuno che non è nel gruppo della chiesa, allora questa persona può ancora iscriversi per la cena, perché è scusata, ma tutti quelli che sono già nel gruppo della chiesa non si sono già iscritti, non si può più iscriversi per la cena di Capodanno, ma alle 9:30 ci sarà il culto di Capodanno, e quindi tutti quanti siete voi, ma invitate qualcuno a partecipare. Sarà una serata qua alla presenza di Dio, passeremo il Capodanno insieme, noi come Chiesa, ma soprattutto insieme al nostro Signore Gesù. Amen. Bene, non ci sono altri avvisi, anno nuovo, avremo altri avvisi l'anno prossimo, ma per il momento finiamo con l'ultimo avviso di quest'anno, che è il Capodanno. Vogliamo fare una preghiera per le decime delle offerte. Tu che in questo momento hai portato la tua offerta, voglio pregare per questa offerta. Prega anche tu perché possa non essere semplicemente un consegnare qualcosa che noi abbiamo, ma che possa salire a Dio come un'adorazione, come l'incenso che sale a Lui dall'altare, e che possa essere usata al meglio per la sua opera. Amen. Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per ogni decima, per ogni offerta, per ogni primizia, per tutto ciò che oggi verrà consegnato, Signore, alla tua casa, e ti chiediamo, Signore, che questo possa salire come una forma di adorazione a te gradita, Dio. Ma ti chiediamo anche, Signore, che tu possa far sì che queste offerte, queste finanze possano essere usate al meglio per la tua opera. Non sappiamo, Signore, ciò che tu hai riservato per noi nel 2026, come è stato detto prima, Dio.
tante cose ci sono nascoste, tante cose tu hai riservato per noi, quello che sappiamo è che saranno cose grandiose. Per questo io ti chiedo, Padre, che tu possa usare queste finanze, perché anche per mezzo di queste tu potrai far sì che questa Chiesa e per mezzo di questa Chiesa il tuo regno possa vivere un nuovo anno pieno di gloria, pieno di gioia, pieno di vite salvate per la grandezza del tuo nome. Per questo noi ti preghiamo, Signore, questa sera nel nome di Gesù. Amen.
Signore Gesù, in questo momento ti chiediamo grazia, ti chiediamo qualcosa, Signore, che venga da te dall'alto per riempire le nostre vite, per trasformare i nostri intendimenti, che ancora una volta, Signore, tu possa compiere la tua volontà e le tue azioni sovrannaturali in questo luogo, che il tuo spirito possa avere la libertà di muoversi e di agire in mezzo a noi, Signore. Ciò che tu hai preparato, non quello che ho preparato io, ma ciò che tu hai preparato per la tua Chiesa, che tu possa condividerlo con noi questa sera e che possa riposare nei nostri cuori, dove metta un seme che produca frutti di vita eterna. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Oggi abbiamo in chiesa per la prima volta la presenza di marinei in un culto tra Natale e Capodanno. Quest'anno ha posticipato le ferie, ma non soltanto lei. Per la prima volta abbiamo la presenza di una persona che vuole competere per il nome più bello della chiesa, che lo sentiamo lì che sta chiamando a gran voce Henry, figlio di Johnny, di Grace. Che gioia averlo qua tra noi questa sera. Amen. Se volete seguire, dopo leggerò alcuni, se volete leggere nella vostra Bibbia, se è in portoghese o in un'altra lingua, dopo leggerò alcuni versetti da Isaia capitolo 1. Ma voglio fare un'introduzione, no, a questa parola, perché è appena passato il Natale, no? Alcuni tra noi lo hanno celebrato, festeggiato nelle case, in famiglia, e l'anno scorso nel culto dopo Natale avevo portato una parola che era basata sulla nascita di Gesù. Era basata sulla nascita di Gesù. Quest'anno non è una parola basata proprio sulla nascita di Gesù, ma in realtà ha un po' a che vedere con il Natale, perché in realtà un po' tutte le parole hanno a che vedere con il Natale. Per Natale non intendo la festività del 25 dicembre, no? Ma intendo la nascita di Gesù, perché la nascita di Gesù è avvenuta in un momento perfetto, il giorno in cui Gesù è nato, l'anno in cui sappiamo che il giorno non è il 25 dicembre, no? Forse è il 25 dicembre, io non credo sia il 25 dicembre, facendo dei calcoli approssimativi, basandoci sul Vangelo di Luca, sulle scalette dei sacerdoti che possiamo trovare nei libri delle cronache. Insomma, si riesce a capire che più o meno Gesù è nato probabilmente in autunno, no? Per me è indifferente il giorno in cui sia nato, almeno che non sia il 10 ottobre, che è anche il mio compleanno. A quel punto lì potrebbe essere importante il giorno in cui è nato Gesù, ma in realtà non è così principale, così fondamentale per la nostra fede. Ma l'anno, o quantomeno il periodo di anni in cui Gesù è nato è perfetto, è fantastico, e non soltanto per il compimento di determinate profezie, come ad esempio la profezia delle 40 settimane di Daniele, oppure una profezia di cui noi non siamo a conoscenza, ma che sicuramente c'è stata, perché noi sappiamo della nascita di Gesù, dell'arrivo dei magi, no? Che arrivano nella casa dove Gesù non era stato partorito. Gesù è stato partorito in una mangiatoia, poi si è trasferito in una casa e lì sono arrivati i magi, no? E sappiamo che questi magi sono stati guidati da una stella, che non è una stella cometa, non c'è scritto nella Bibbia della stella cometa. Quello che nella Bibbia c'è scritto era la sua stella,
la stella di Gesù, no? E i magi come facevano a sapere di questo, come potevano essere a conoscenza di questa stella che li avrebbe guidati? C'era una profezia ancora dai tempi molto molto antichi che parlava di un astro, che parlava della stella di Gesù, e probabilmente questa profezia è stata poi tramandata dai profeti che sono stati a Babilonia e poi in Persia nel corso dell'Antico Testamento, dell'esilio. Insomma, non voglio prolungarmi con questa spiegazione, ma i magi sono venuti molto probabilmente a conoscenza di queste profezie che riguardavano la sua stella, la stella di Gesù, e per questo sono arrivati dove poi hanno trovato Gesù a Betlemme. Ma non soltanto per il compimento delle profezie, il periodo storico in cui Gesù è nato è perfetto, anche per altri motivi più legati alla storia veramente, all'archeologia o comunque a periodi storici, e sono periodi perfetti per fare nascere il Messia. Perché? Circa 300 anni prima della nascita di Gesù, Alessandro Magno, un grande conquistatore, conquistò praticamente tutto il mondo allora conosciuto, e dopo di Alessandro Magno iniziò un periodo storico ma anche culturale chiamato ellenismo, e questo ellenismo unificò la cultura mondiale. C'era un'unica cultura, c'era praticamente un'unica lingua, tutti quanti parlavano greco, e quindi questo è stato qualcosa di molto importante. Perché? Perché al tempo di Gesù tutto il Medio Oriente, tutta questa zona parlava greco, e questo permetteva alle persone di parlare tra di loro e portare il Vangelo, portare la buona notizia. Ma non è soltanto l'ellenismo, un'altra cosa che è successa proprio negli anni, nei secoli poco prima che nascesse Gesù, è la nascita di Roma e l'espansione di Roma. E se c'è una cosa veramente buona che i romani hanno fatto e che oggi qua a Verona stanno rifacendo tantissime volte, sono le strade. I romani hanno inventato le strade, quelle belle, quelle su cui si poteva circolare bene. E questo cosa ha portato? A far sì che il Vangelo non soltanto potesse avere una lingua con cui poter essere comunicato, che era il greco appunto, tant'è che tutto il Nuovo Testamento al di fuori del Vangelo di Matteo è scritto in greco, ma anche che ci fossero strade per promuovere l'espansione del Vangelo, per promuovere la parola. E qual è questa parola che doveva essere promossa? Che cos'è che doveva essere predicato? C'è scritto nel Vangelo di Luca, verso la fine del capitolo 24, che Gesù avrebbe dovuto soffrire e che nel suo nome sarebbe stato predicato un Vangelo di ravvedimento. Un Vangelo di ravvedimento. Questo è ciò che doveva essere predicato, e questo è quello che anche noi oggi predichiamo. Per questo io dico che questa parola, così come penso ogni parola, o quantomeno quasi tutte, se non tutte le parole che noi portiamo da questo pulpito, spero tutte le parole, sono parole che hanno a che vedere col Natale. Perché la nascita di Gesù è avvenuta nel momento perfetto, dove il Vangelo di ravvedimento poteva essere portato a tutte le genti. E noi in questa chiesa predichiamo un Vangelo di ravvedimento. Noi predichiamo il ravvedimento. Che cos'è il ravvedimento? È la trasformazione della nostra mente, è il non conformarsi a questo mondo, come c'è scritto in Romani 12, ma trasformiamo la nostra mente. Questo è il ravvedimento. E questa sera voglio portarvi una parola che in qualche modo cercherò di essere breve. Dopo ci saranno delle coscine deliziose da mangiare. Chi sente l'odore di fritto fino a qua ha un buon olfatto. Ma voglio portare una parola che in qualche modo possa trasformare la nostra mente, per portarci, come c'è scritto in Romani 6,4, a camminare in novità di vita, così come Gesù vuole che noi camminiamo. Ho parlato alcune settimane fa che ci sono oggi tante teologie al mondo che stanno un po' sviando, no? Ci stanno sviando dalla centralità del Vangelo. Ho parlato della teologia della prosperità, della teologia
del liberalismo, della teologia, del Dio che non mette alla prova i suoi figli, ma c'è un'altra teologia, diciamo così, o un'altra corrente di pensiero che per me, per essere sincero, è diventato quasi una moda nel mondo evangelico, che è la teologia, possiamo chiamarla, dell'antireligiosità, no? Oggi noi sentiamo da molti pulpiti parlare contro la religione o contro la religiosità, e oggi ho dato questo titolo, che è un titolo forse un po' controcorrente da questo pensiero che stiamo sentendo ai giorni d'oggi, la potenza della religiosità. E noi sentiamo tanto parlare contro la religiosità, no? Certe volte noi andiamo in qualche chiesa e diciamo: no, questa chiesa è troppo religiosa, vive troppo la religiosità, no, non voglio stare in questa chiesa. No? Ci sono chiese che effettivamente sembra che vivono una religiosità. Io sono stato pochi mesi fa a Napoli a partecipare a delle conferenze, ho partecipato a un culto in cui dovevo tradurre il predicatore, e era una di quelle chiese in cui tutte le sedie sono sul pulpito, no? Le sedie dei pastori, dei presbiteri, dei leader sono sul pulpito, e io sono stato chiamato a sedermi sul pulpito, visto che poi dovevo tradurre il predicatore. E pensate, fratelli, una cosa brutta come sedersi sul pulpito durante un culto. Non sai come stare seduto, perché tutta la chiesa ti vede, tu non sai se stare con le gambe così, se incrociare le gambe, non sai dove mettere le mani, hai paura di sbadigliare, hai paura di avere la faccia stanca. Una esperienza terrificante. Ma qualche volta noi vediamo quelle chiese che hanno queste sedie per i pastori sul pulpito e diciamo: questa chiesa è troppo religiosa. O quelle chiese in cui tutti quanti sono in giacca e cravatta. Oggi sono vestito quasi come un religioso, ho messo delle scarpe da tennis così per sembrare un po' meno, no? Ma vediamo quelle chiese in cui sono tutti in giacca e cravatta e vediamo: questi sono troppo religiosi, no? E sentiamo persone dire: la religiosità, la religione sta uccidendo, sta annullando il Vangelo di Cristo. Noi sentiamo dire questo e fratelli, non è sbagliato quando sentiamo persone dire queste cose. Non sto giudicando quelli che hanno le sedie sul pulpito, la giacca e la cravatta, no, non è questo di cui sto parlando, ma non è sbagliato criticare la religiosità. La Bibbia stessa critica la religiosità. Uno dei versetti che più ha usato Gesù, noi lo troviamo nell'Antico Testamento, nel libro di Isaia, quando Isaia dice: questo popolo mi onora con le proprie labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Qua Isaia e poi Gesù stanno criticando la religiosità di un popolo. Isaia dice sempre in Isaia 1,15: questo popolo alza le mani, no, come per adorarmi, ma quando lo fa io chiudo i miei occhi, dice Dio. No, quindi pensate, Dio dice: questo popolo canta, ma non mi piace, il suo cuore è lontano da me. Questo popolo alza le mani per adorarmi, ma quando lo fa io chiudo i miei occhi. Questo versetto è all'interno di un brano che voglio leggervi interamente, quello che ho detto prima, Isaia 1, dall'11 in avanti. E sentite quanto Dio critica la religiosità in questi testi. È Dio che sta parlando per mezzo di Isaia e dice così: che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore. Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di vesti ingrassate. Il sangue dei tori, degli anelli, dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. Quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare.
quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi, e quando moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate piuttosto a fare il bene. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfana, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Avete visto come a parte in quest'ultimo versetto in cui Dio parla di una ricompensa, no? A chi comincia a fare del bene. Avete visto quanto Dio critica la religiosità di coloro che moltiplicano le preghiere, che alzano le mani, che inducono festività, che fanno tanti sacrifici, tanti olocausti. In Osea 6,6 Dio dice: io da voi voglio misericordia, non voglio i sacrifici. Dio parla contro la religiosità delle persone nell'Antico Testamento, così come poi nel Nuovo. In Matteo 6, nella Nuova Riveduta in italiano, non so se anche in portoghese o in spagnolo o in criolo o in altre lingue è così, il titolo di Matteo 6 è condanna al formalismo religioso. E poi lì Gesù fa tutto un sermone contro il formalismo religioso, dicendo: quando voi venite a portare le vostre offerte, non fate come i farisei che riempiono la cassetta facendosi vedere da tutti. Piuttosto non sappia la vostra mano destra cosa fa la sinistra. No? È questo quello che Gesù ci insegna a fare, di non essere religiosi in questo modo qua. Quando Gesù parla contro i farisei in Matteo 23, dice: voi pulite l'esterno del vostro bicchiere, ma dentro è tutto sporco. Successivamente, 2 versetti dopo, li critica dicendo: voi siete come sepolcri imbiancati. Fuori siete bellissimi, ma dentro siete morti, siete pieni di ossa. Quindi sì, Gesù stesso nell'Antico, nel Nuovo Testamento poi critica il formalismo religioso, ciò che ha la forma della religione, la religiosità è criticata, ma ciò che è criticato appunto non è la religione in sé, non è la religiosità in sé, è il formalismo religioso, ovvero ciò che ha la forma della religione, ma che ne ha perso l'essenza. Sapete che cosa significa religione? La parola religione proprio, cioè quella che tante volte noi non ci piace ascoltare, no? Qualche volta quando qualcuno magari ci viene a chiedere: tu di che religione sei? Noi rispondiamo: a me non piace definire la mia una religione, no? Io sono cristiano, non mi piace definire la religione, perché quando parliamo di religione, proprio per questa moda, questo pensiero, no? Che c'è ultimamente, non ci piace usare questa parola riferita a noi, perché sembra che siamo dei religiosi. Ma sapete religione cosa significa? Religione semplicemente è la raccolta delle cose sacre, è l'insieme dei valori, dei principi, delle credenze, è l'insieme del cristianesimo per noi. Questa è la religione. No, quindi non è una cosa così brutta la religione, ma c'è una definizione proprio biblica di religione. La Bibbia ci dà una definizione di religione in Giacomo 1,27. Giacomo dice così: la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Questa è la definizione biblica di religione: aiutare gli orfani e le vedove e conservarsi puri, essere santi. È così brutto essere religiosi, è così sbagliato parlare di religione quando è riferito a noi. E questa definizione che ci ha dato Giacomo è la stessa cosa che abbiamo letto prima in Isaia, quando Dio, dopo che ha fatto quella condanna al formalismo religioso, ha detto al versetto 16: lavatevi,
purificatevi, come ha detto Giacomo, conservatevi puri dal mondo, lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male e imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, aiutate l'orfano e difendete la causa della vedova. È la stessa cosa che ha detto Giacomo, la religione pura davanti a Dio è aiutare l'orfano, la vedova, fare del bene agli altri, aiutare l'oppresso e conservarsi puri. Paolo, scrivendo a Timoteo, c'è un versetto che a me piace tantissimo, Timoteo 3,5. Anche qua Paolo, se puoi metterlo per piacere, Timoteo 3,5. Anche qua Paolo sta condannando il formalismo religioso e in un modo molto duro, ma ci lascia un grande segreto. Qua sta parlando di persone che ci saranno alla fine dei tempi, che probabilmente sono questi, no? Gli ultimi tempi. E dice che queste persone avranno l'apparenza della pietà, ma ne avranno rinnegato la potenza. La pietà non è l'avere pietà di qualcuno. La pietà nel senso biblico, secondo l'etimologia biblica, significa l'amore, il rispetto e l'obbedienza all'elenco, a quell'elenco di cose religiose, di quelle cose sacre di cui abbiamo detto prima, alla religione. Quindi la pietà che noi leggiamo qua è la religiosità, è l'avere affetto, obbedienza, rispetto alla religione. Quindi Paolo sta dicendo che queste persone avranno l'apparenza della religiosità, ma ne avranno dimenticato la potenza. E per questo questa sera ho intitolato questa parola la potenza della religiosità, perché qua la Bibbia, Paolo ci lascia chiaro, c'è potenza nell'essere religiosi. E per religioso, come ripeto, non intendo coloro che vogliono sembrare, non intendo coloro che si vestono in un certo modo, non intendo quelli che gonfiano il petto quando pregano, non intendo coloro che vogliono cantare più forte degli altri per farsi sentire o alzare le mani più in alto degli altri per farsi vedere. Non è questa la religiosità di cui Paolo ci sta parlando, ma è avere amore, rispetto e obbedienza a quell'insieme di norme, a quell'insieme di principi, a quell'insieme di valori che compongono l'essere cristiani. Questa è la vera religiosità. Questa è la religiosità che è pura e che va bene davanti a Dio e Padre, come dice Giacomo. E in questa religiosità c'è potenza. C'è una potenza che noi dovremo vivere. C'è una potenza che noi dovremmo avere. C'è potenza nella religione e c'è potenza nel vivere la religione. Abbiamo detto prima che cos'è la religione? Prima di tutto, lavarsi, purificarsi, conservarsi puri dal mondo, dice Giacomo. Ho parlato qualche settimana fa di quei 3 passi della nostra vita cristiana che per tutti quanti noi sono uguali. No, il primo è la giustificazione, quando noi siamo giustificati dalla grazia per fede. La seconda fase è la santificazione, quel processo che noi tutti quanti stiamo vivendo e che dobbiamo vivere fino all'ultimo giorno in cui poi ci sarà la terza fase, la glorificazione, quando noi saliremo in gloria. Non voglio soffermarmi su questi termini, su queste cose di carattere teologico, ma la santificazione, quella che noi stiamo vivendo, è ciò che la religiosità ci chiede di vivere, conservarsi puri dal mondo. Questa è la santificazione. È quello che quando Gesù trova quella donna adultera, gli dice: donna, nessuno ti ha condannato, no? Quando c'erano tutti i farisei che volevano condannarla, lapidarla. Gesù dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E alla fine tutti quanti vanno via, no? E Gesù dice alla donna: donna, nessuno ti ha condannato, nessuno ti ha lapidato. La donna dice: no, nessuno, neanche io ti condanno. Giustificazione. Però adesso vai e non peccare più. Santificazione. Questa seconda fase della nostra vita è quella che i cristiani, noi
stiamo vivendo adesso. È qualcosa che noi dobbiamo continuare a vivere, dobbiamo continuare a migliorarci, dobbiamo continuare a impegnarci per vivere questa santificazione, per restare puri, conservarci puri dal mondo. E come ha detto Paolo, c'è potenza in questo. Scrivendo sempre a Timoteo, in Timoteo 2,21, Paolo dice così: se dunque uno si conserva puro, si conserva santo, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Vogliamo essere preparati per ogni buona opera, vogliamo essere utilizzabili da Dio, vogliamo essere dei vasi di cui Dio si possa usare. Allora noi dobbiamo conservarci puri, dobbiamo vivere la religiosità, dobbiamo vivere la religione nella nostra vita, dobbiamo vivere la santificazione nella nostra vita. Dobbiamo fare questo perché se noi facciamo questo, c'è potenza in noi. Una potenza così grande che Dio si potrà usare da noi. Dio si potrà usare di noi. Dio si potrà usare di noi per fare meraviglie oggi. Dio si potrà usare di noi nelle nostre case. Dio si potrà usare di noi nella scuola, al lavoro, dovunque noi andiamo. Dio si potrà usare da noi se noi ci conserviamo puri. Se noi viviamo questo processo di santificazione, se noi ci impegniamo giorno dopo giorno a essere migliori, se noi vigiliamo per non cadere in peccato, lì Dio si potrà usare di noi. Saremo dei vasi nobili, santificati, pronti all'uso del nostro padrone per ogni buona opera, se noi ci santifichiamo. Ma l'altra cosa di cui Giacomo ci parla è in Isaia. Dio stesso aveva detto: l'altra parte della religiosità è fare del bene all'orfano, fare del bene alla vedova, fare del bene all'oppresso, fare del bene al necessitato, fare del bene gli uni agli altri. Questa è la vera religiosità. E fratelli, c'è potenza in questo. E a volte noi non intendiamo o non pensiamo alla potenza che c'è nel fare del bene. Oggi io parlo oggi perché posso parlare di questo, perché questa mattina mi stavo tagliando i capelli, non so se avete notato il mio taglio, che mi sono fatto da solo, quindi se è un po' storto capite il perché. E finché mi tagliavo i capelli ho ricevuto una telefonata dal nostro fratello Paolo. E Paolo, io fratelli, non è assolutamente non è per vanto, perché io sono come Paolo apostolo, no? Dice: non è che io ho afferrato tutto questo, ma continuo la mia corsa cercando di afferrarlo, ma io cerco in qualche modo di vivere questi principi. E Paolo sa che per farmi uscire di casa il sabato, che è un giorno in cui per me il sabato è quasi come quello dei giudei, io il sabato devo solo stare a casa a preparare la predica, no? Se devo fare qualcos'altro io mi sento male. E Paolo sa che se mi deve far uscire di casa il sabato, l'unico modo è perché c'è bisogno di aiutare qualcuno. E lui mi ha chiamato dicendomi: pastore, ha detto quella bugia di Rab, no? Quella bugia di Rab che può essere perdonata. Ha detto: pastore, ho la macchina rotta, puoi venire a soccorrermi per piacere? E allora sono andato là a Bussolengo a soccorrerlo. E quando sono arrivato là mi aveva fatto una grande sorpresa, non aveva la macchina, anzi aveva la macchina rotta, ma non è per quello che mi ha chiamato, ma è perché gli uomini della Chiesa, di cui io oggi voglio ringraziare di cuore, veramente l'ho fatto sul gruppo, ma lo faccio di nuovo, mi hanno regalato un telefono nuovo. Oh gloria, veramente, veramente. Perché il mio telefono era rotto, non è che il mio telefono era rotto da alcune settimane. Eccolo qua, guardate. Olè, applauso al telefono. E
Paolo mi ha fatto uscire di casa questa mattina per farmi questa sorpresa, questo regalo da parte di voi uomini. Che Dio vi benedica veramente. E sapete, quando io sono scarso per ricevere i regali, veramente non so come comportarmi quando ricevo un regalo, però non avete idea di che gioia che ho provato in questo momento. Gioia per tante cose, gioia perché veramente avevo necessità, era da qualche settimana che ero senza telefono, usavo un telefono un po' di scorta e quindi mi serviva, ma non è soltanto quello, gioia per tante cose, gioia perché quando succedono queste cose qua, come è successo anche l'anno scorso, quando mi è stato fatto un grande aiuto economico per poi riuscire a prendere la macchina, io vedo che questo seme che abbiamo cercato di piantare, io e l'Andrea in questi anni, di predicare l'essere uni in Cristo, in qualche modo ha un risultato, no? Nella vita della Chiesa. E lo vedo io, ma sempre parlando di cose che riguardano un po' anche i soldi, le finanze, così. Possono averlo visto la famiglia di Goia, che è stata aiutata qualche mese fa dopo un lutto che ha subito, la famiglia di Nora, di William. Noi quando riceviamo questi aiuti non è soltanto per dire wow, abbiamo ricevuto un aiuto, abbiamo ricevuto un regalo, ma è qualcosa che in noi accende una fiamma di gioia, una fiamma di speranza, di sollievo. Qualcosa succede dentro di noi e questo qualcosa è potenza della religiosità, è la potenza della religione. Quando noi aiutiamo gli altri, io mi ricordo 2 anni fa, più o meno, mi sembra, 1 anno e mezzo, 2 anni fa, è venuto a mancare un fratello della Chiesa. Io ho saputo questa cosa pochi minuti prima del culto. È venuta una sorella qua in chiesa e mi ha detto guarda, il fratello è morto. E veramente io non riuscivo a cominciare il culto, ero troppo triste, ho cominciato a piangere disperatamente. Andrea sa che io non piango quasi mai, ma quando comincio a piangere non smetto di piangere. E ho cominciato ad avere quel pianto disperato, non sapevo più cosa fare, avevo vergogna anche a stare qua in chiesa, nei mezzo ai fratelli, sono andato fuori in macchina. A un certo punto un fratello della chiesa, non vedendomi più, penso, perché il culto doveva cominciare, è venuto fuori, mi ha trovato in macchina e si è messo lì a pregare per me. E, fratelli, quanta potenza ha avuto quell'agire di quel fratello, quel aiutare il necessitato, aiutare l'oppresso. Quanta potenza ha avuto nella mia vita, è qualcosa che io non mi dimenticherò mai. Quel giorno mi ha rialzato e fino ad oggi mi rialza quando io penso io ho qualcuno su cui contare. Fratelli, c'è potenza nell'aiutarci gli uni gli altri, c'è potenza nel fare del bene agli altri. Quando Giacomo dice l'orfano, la vedova, sì, si sta riferendo a loro perché sono persone che hanno più di tutti bisogno di aiuto, ma in realtà a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, a tutti quanti noi dovremo darlo. E quando è stata l'ultima volta che tu hai aiutato qualcuno, che tu hai fatto quell'azione insperata nella sua vita? Sapete, qualche volta può sembrare qualcosa di inutile, può sembrare qualcosa che non ha rilevanza, ma ha una grande rilevanza, anzi ha una grande potenza, Gesù stesso è stato aiutato un giorno, nel giorno più difficile della sua vita, quando era sulla croce, un ladrone che era attaccato su una croce vicino alla sua, ha cominciato a bestemmiare contro di lui, a prenderlo in giro, e l'altro ladrone vicino a lui ha difeso Gesù. Vi ricordate che cosa Gesù disse poi a quel ladrone? I tuoi peccati sono perdonati, oggi tu
sarai con me in paradiso. Questo è quello che Dio aveva detto per bocca di Isaia. Lavatevi, purificatevi, conservatevi puri da questo mondo. Togliete davanti a me la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male e imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, aiutate l'oppresso, aiutate l'orfano, aiutate la vedova, aiutate chi ne ha bisogno, fate del bene a chi ha necessità di ricevere del bene. Poi venite e discutiamo. Dopo che avete fatto questo, dopo che vi siete conservati santi, dopo che avete fatto del bene agli altri, dopo che avete vissuto come religiosi, quei religiosi di cui noi non vogliamo sentire parlare, Dio ci dice: dopo che avete vissuto come religiosi, allora lì noi ci siederemo a parlare. E a quel punto lì, anche se i vostri peccati fossero scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno candidi come la lana. Abbiamo passato il Natale, si dice che a Natale tutti quanti si è più buoni, no? Tutti quanti si è più gentili. Tra un po' arriva Capodanno e a Capodanno si dice che tutti quanti noi siamo migliori perché iniziamo l'anno nuovo con buoni propositi. La religione, la religiosità ci dice di essere più gentili e migliori ogni giorno della nostra vita, non solo in questo periodo dell'anno. Che noi possiamo vivere come religiosi, perché questa è la vera religione. Conservarsi puri, santi e fare del bene gli uni agli altri. E questo è essere uno in Cristo. Amiamoci gli uni gli altri e restiamo in Lui, conservandoci puri da questo mondo. Amen. Posso chiedervi di alzarvi in piedi? Sembra strano, no? Ma Dio ci chiede di essere religiosi. Dio ci chiede di vivere la religione. È soltanto intendere veramente cosa significa. Non è mostrarci meglio degli altri, non è alzare la nostra voce, alzare le nostre mani più che possiamo per farci vedere. Non è sbagliato cantare a alta voce, lodare Dio a alta voce, non è sbagliato alzare le nostre mani, così come non è sbagliato lodare Dio dentro di noi e durante la lode, invece di alzare le nostre mani, sdraiarci per terra. Non c'è un modo giusto o un modo sbagliato per adorare Dio. L'Andrea mi prende in giro fino a oggi perché quando siamo andati a Londra c'è stato abbiamo partecipato a un culto, c'è stato un momento meraviglioso. La presenza di Dio si poteva toccare veramente in quel luogo. E c'erano persone che saltavano, c'erano persone che gridavano, c'erano persone che ridevano, persone sedute, persone che si sdraiavano, c'erano quelli che suonavano, i ministri di lode che saltavano finché suonavano. Era qualcosa di inspiegabile, veramente era qualcosa di inspiegabile. E io ero così. Dopo ogni tanto da così andavo così, dopo ogni tanto mi mettevo così. Andrea a un certo punto mi ha detto: dai, almeno fai finta. Ma non è che io ero così perché non stavo sentendo la presenza di Dio o altro, no, proprio tutto il contrario. Io stavo contemplando
la presenza di Dio. E ero serio, non lo so, la mia espressione forse era seria, ma in realtà io stavo lodando Dio dentro di me per tutto quello che stava succedendo intorno a noi quella sera. Non c'è un modo giusto o sbagliato per lodare Dio, non c'è un modo giusto o sbagliato per far vedere a Dio la nostra religiosità, quanto noi lo amiamo, quanto noi desideriamo la sua presenza. L'unica cosa è che non possiamo avere solo la forma della religiosità, noi dobbiamo avere l'essenza della religione, conservarci santi e amarci gli uni gli altri, aiutando chiunque ha necessità. Amen. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, perché Signore la tua parola, io credo questa sera possa aver toccato il cuore, i cuori presenti in questo luogo, possono averci dato un nuovo intendimento, possa averci fatto capire, Signore, che cos'è che tu desideri da noi, non una grande quantità di sacrifici, quanto piuttosto che noi predichiamo la tua misericordia, non un farci vedere dagli altri, quanto piuttosto un essere non nascosti a te. Signore, che questa Chiesa possa vivere la religione vera, la religione pura e santa davanti a te, Padre. Che noi possiamo vivere ogni giorno questo processo di santificazione, impegnandoci a migliorarci giorno dopo giorno per poter essere usati e usati con potenza da te. Abbiamo cantato, Dio, che noi siamo tuoi sacerdoti e vogliamo veramente essere usati con te, con il fuoco, con la gloria che tu vuoi, Signore, in questa terra e che per mezzo nostro tu puoi portare a questa generazione. Per questo, Signore, io ti chiedo che noi come Chiesa possiamo avere un cuore mosso nel vivere una vita santa, nel conservarci puri, nel ogni giorno convertire la nostra mente per andare nei tuoi cammini, Dio. E ti chiedo, Signore, che noi come Chiesa possiamo imparare veramente ad essere uno, ad aiutarci gli uni gli altri, a fare quel gesto insperato, inaspettato, ma che porta una fiamma di amore, di gioia, di speranza, di fede nella vita delle persone. Signore, che questo possa vivere in noi e che per mezzo di questo tu possa usarti completamente dei tuoi sacerdoti, dei tuoi figli, della tua Chiesa. Per questo io ti prego, nel nome di Gesù. Amen. tutto ciò che io vorrei, ciò che pensavo di volere non si compara a conoscerti. Io sono tuo, tu sei mio, ho trovato in te il mio tesoro.
dell'argento e dell'oro. Sei il mio bene più prezioso. Adesso che ho provato la tua bontà, niente più mi può soddisfare. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, mi può soddisfare. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei il mio tutto. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei il mio tutto. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei il mio tutto. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei, ancora, ancora, ancora. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei, ancora, ancora, ancora. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei il mio. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare, niente più mi può soddisfare. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi può soddisfare. Io non voglio nessun altro, io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei il mio tutto. Io non voglio nessun altro, io non voglio nient'altro. Sei il mio tutto, sei il mio. Io non voglio nessun altro,
niente più mi posso dire, niente più.
potenza della religione, semplicemente perché il fine, l'obiettivo della religione o della religiosità è Cristo. È per Lui che noi ci santifichiamo, al fine di guadagnare Cristo. È per Lui che noi facciamo del bene, perché come disse Gesù nel sermone profetico, noi stiamo facendo questo, è come se lo stessimo facendo a Lui. È Lui il fine di ogni cosa, è Lui il centro, e se Lui è il centro della nostra religiosità, lì sì che c'è la potenza. Sono stato in chiese con le sedie sul pulpito e lasciatemi dire una cosa, erano chiese ripiene della potenza e della presenza di Dio. Siamo stati in chiese in cui non c'erano sedie né sul pulpito né in platea, le persone stavano sedute per terra ed erano chiese ripiene della presenza e della potenza di Dio. Ho ascoltato predicatori in giacca e cravatta e le loro parole erano piene della potenza e della presenza di Gesù. Ho ascoltato predicatori in magliette e pantaloncini e non cambiava niente, erano parole ripiene della presenza e della potenza di Gesù. Perché se Gesù è il nostro tutto, se Gesù è al centro della nostra religione, la potenza e la presenza di Dio saranno con noi. Che Gesù Cristo possa essere al centro di ogni cosa, allora noi vivremo la potenza della religiosità. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore.
invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra solo tu, Gesù. Voglio Gesù, voglio Gesù, niente più mi posso fare, niente più mi posso disfare. Voglio Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Stiamo finendo il nostro ultimo adorarti di quest'anno. Dobbiamo festeggiare i nostri compleanni. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Compleanni. A posto? Già fatto voi? Nessuno? Anniversari di matrimonio? Niente da festeggiare, non c'è niente da festeggiare. Vabbè, allora ugualmente chiediamo a Dio la benedizione sulle nostre vite, che possa essere una settimana piena della sua gioia, piena del suo spirito, che chi non passerà con noi il nuovo anno, il 31, possa avere un inizio di anno benedetto da Dio. Chiediamo che lo Spirito del Signore possa farci cominciare al meglio questo 2026, riempiendoci già dal primo giorno di questo nuovo anno. E chiediamo infine che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e in quanti siamo, noi siamo. Czechoslovakia.